L'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento perde altri pezzi importanti, figure che hanno dato prestigio alla struttura. A dimettersi stavolta è il direttore dell'ortopedia Giovanni Palmisciano. Un altro medico, insomma, che getta praticamente la spugna, stanco probabilmente di chiedere interventi al fine di migliorare i servizi. Ma cosa sta succedendo all'ospedale di Agrigento se vanno via uno dopo l'altro i sanitari delle strutture più importanti? Lo ha chiesto con una nota Giovanni Di Caro del Movimento 5 Stelle, ma se lo chiede l'utenza che si ritrova improvvisamente senza i punti di riferimento cui era abituata, trovando disponibilità e professionalità, come nel caso del dottor Palmisciano. Saranno i turni impossibili, sarà la carenza di personale. Fatto sta che all'ospedale di Agrigento la storia si ripete, a danno ovviamente degli agrigentini che sono i primi a questo punto a contestare la politica che dovrebbe rimanere assolutamente fuori dalla sanità. E non c'è dubbio che i politici riguardo la gestione della sanità dovrebbero proprio sparire e vergognarsi dell'andazzo.